Benvenuto, io sono il dottor Alessio Veneziano, terapista e fondatore del programma Neurobalance per la cura dei dolori persistenti. Nei prossimi minuti ti guiderò in un esercizio di riprogrammazione del dolore cervicale chiamato tracciamento somatico. Prima di iniziare, devi sapere che nella maggioranza dei dolori muscoloscheletrici, quelli che persistono più di 3 mesi, sono generati da un sistema nervoso che è andato in ipersensibilità. Questo esercizio ti aiuterà a riprogrammare i segnali che il tuo cervello invia e riceve dalla tua cervicale o qualsiasi altra parte di disagio che tu sceglierai. In questo modo neutralizzerai i sintomi. Per maggiori informazioni su questa tecnica e sul mio programma, visita il link in descrizione di questo video. Ora mettiti in una posizione comoda, lontano da fonti di distrazione. Puoi stare sdraiato o seduto. Se non l'hai già fatto, chiudiamo gli occhi. Inizia a prendere coscienza del tuo respiro senza modificarlo in alcun modo. Lascialo fluire libero. Adesso rallenta il tuo respiro espandendo leggermente l'espirazione e l'ispirazione. Nota come l'aria espande e svuota la tua pancia e il tuo petto. Ricorda che rallentare il respiro e concentrarti su di esso, come stai facendo adesso, è un buon modo per radicarti e ricordare al tuo cervello di rilasciare sostanze chimiche rilassanti. Ora porta l'attenzione su una sensazione fisica più dominante del tuo corpo. Fai una breve scansione e trova il punto dove senti della tensione, magari del dolore o della rigidità. Potrebbe essere sul collo, nel tuo caso, nelle spalle, nella zona delle scapole o magari nella zona della testa. Qualsiasi punto, focalizzati semplicemente su di esso. Lascia che la tua attenzione vada dove c'è questo disagio. Se hai più punti di disagio, scegli quella che è più forte. Bene, voglio che porti un po' più di ossigeno adesso in questa zona. Visualizza l'aria che entra nelle tue narici e si trasferisce proprio nella zona scelta. Ad ogni ispirazione ed espirazione stai mandando dei messaggi di sicurezza nella zona stessa. È normale cercare di voler spegnere quel disagio o questa sensazione. Magari vuoi distrarti da essa, ma questa volta però voglio che tu provi a fare l'esatto contrario. Voglio che ti focalizzi su essa senza scappare, senza evitarla e senza cercarla di cambiare, ma lasciandola essere per così com'è. Porta ancora un po' di ossigeno in questo spazio scelto. Stai solo osservando questa sensazione al collo o alla testa o ai trapezi o dovunque tu abbia scelto di focalizzarti.
Non stai reagendo, non stai cercando di sbarazzartene, non stai cercando di fermarla o cambiarla. Rimani presente. Stai cercando di familiarizzare con essa, la stai esplorando con curiosità. Adesso, alla successiva espirazione, nota se la sensazione si è diffusa o focalizzata solo su un punto specifico. Forse si è spostata, forse si è calmata, forse si è sciolta, forse è rimasta uguale. Qualsiasi cosa stia succedendo, va bene così. In questo momento non stiamo cercando di cambiare nulla. Stiamo letteralmente dicendo al cervello, colui che crea queste sensazioni, che questa parte del tuo corpo è al sicuro e di neutralizzare i segnali. Rimani presente. Ora voglio che tu ti concentri nelle sensazioni che stanno apparendo come se le stessi guardando da una cima di una montagna. Se sopra una montagna guardi l'orizzonte, là sotto ci sono le tue sensazioni. Da qua sopra non stai giudicando, non stai giudicando cosa stai vedendo, cosa stai sentendo. Sono semplicemente sensazioni. Le stai osservando. Da qua sopra metterci della curiosità, dell'interesse. Quanto è strano che queste sensazioni si muovono. Quanto è strano vederle modificarsi in questi secondi. Entriamo ancora un po' più nel profondo. Rimani presente. In questo momento, per la prima volta, stai dicendo al tuo cervello che queste sensazioni non sono pericolose, che sei al sicuro. Forse stai iniziando a sentire dei formicolii, magari la tensione sta diminuendo o addirittura sta aumentando. Va bene lo stesso. Pensa a delle parole che possano descrivere questa sensazione. Raccogliamo in questo momento informazioni di questa sensazione. Nota se si sta muovendo, se sta cambiando. Rimaniamo e comunichiamo con il tuo cervello, semplicemente sentendo qualsiasi cosa si sta muovendo adesso in questa parte del tuo corpo. Stiamo insegnando al tuo cervello un nuovo modo di prestare attenzione. Prenditi adesso qualche pausa, ritorniamo al respiro, lascialo fluire. Se la tua mente divaga su quello che devi fare oggi, torna gentilmente a questo momento presente, ancorandoti al respiro. È normale divagare. Non essere troppo severo con te stesso qualora questo accada e ritorna gentilmente al respiro. Ritorniamo alla sensazione corporea.
Posizionati nel momento o nel posto in cui senti del disagio, se c'è, se esiste ancora, o magari è cambiato in un'altra posizione del corpo. Riposizioniamoci in quella che preferisci. Nota in questi secondi, questi minuti, come è cambiato il tuo stato psicofisico, semplicemente riprogrammando il tuo respiro, la tua consapevolezza, questi allarmi, queste tensioni vengono neutralizzate, perché sei qui con fiducia, con speranza, con forza. Bene, ancora qualche minuto prima di terminare questo tracciamento somatico. Riportiamoci nuovamente alla sensazione corporea che vogliamo riprogrammare. Nota questa sensazione come una nuvola bianca che passa in un cielo blu. Ce l'hai di fronte a te. Osserva cambiare la forma di questa nuvola. Questa nuvola è la sensazione corporea che senti all'interno di te. Portagli del respiro. Portagli dell'amore. Perché anche se fino ad oggi ti ha fatto dannare, questa sensazione è qui per proteggerti. Ma adesso è ora di farla esprimere per quello che è e dare dei messaggi di sicurezza indietro. E lo stai facendo attraverso proprio questa pratica. Ricordati che sei al sicuro, anche se questa sensazione dovesse andare su. Ad ogni espirazione, adesso entri in uno stato di rilassamento sempre più profondo. Ad ogni espirazione, il tuo rilassamento diventa sempre più potente. Rimani ancorato al respiro, alla mia voce, e più vai giù, più respiri, più porti questa sensazione di calma all'interno di te e più senti questo senso di gratitudine nascere dal tuo petto. Un'espansione che si espande a livello della gola, della pancia, e illumina tutto il tuo corpo. Riempi questi ultimi secondi con questa gratitudine e farla espandere su tutte le parti che non abbiamo coperto oggi. Ora conterò da 0 a 5 e al 5 aprirai gli occhi e ti sentirai meglio di come ti sei mai sentito negli ultimi giorni. Ti sentirai più vigile, rilassato e pieno di energia. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Apri gli occhi, sentiti pieno di energia e continua la tua giornata con pace e serenità. Grazie per aver dedicato del tempo per te. Se vuoi praticare esercizi come questo attraverso un programma completo, controlla il link in descrizione di questo video. Per adesso è tutto. Io sono il dottor Alessio Veneziano e ci vediamo e sentiamo alla prossima.